Io sono cresciuto andando al Nievo e passando in via Marsala e vedendo la scritta Frutteti Riarsi, e mi sono chiesto per anni che cazzo fossero i Frutteti Riarsi, che avevano il nome più figo dell'universo. Fine dell'89 abbiamo formato il gruppo così con un po' di amici del quartiere. Queste note qua faceva. Un camion sulla schiena quando entravano tutti. Io lì ero paralizzato, avevo una paura. Niente, dicevo, ma cazzo Pippo non riesci a suonare, ero proprio. Non riesci a suonarla, l'hai provata 1000 volte, non ce la fanno. Davanti avevo la gente, il pogo. Guarda in fondo al palco, Diffra era proprio lì, che spaccava come una bestia. Simone che piantava gli occhi sul pubblico, gli cantava in faccia le canzoni, il pubblico che ricantava insieme. Mi giro. Di qua avevo Macio che sventolava, aveva i capelli lunghi con la sua postura autoritaria. Non so come mi viene in mente, però lo guardai che era tutto vestito di nero con questi capelli e lui aveva una chitarra azzurro brillantinata. E lì per lì mi passò velocemente in testa, mi faccio, ma guarda se una strato brillantinata deve fare un suono del genere. Una casa e non si può soffrire, non si può morire, ma solo ringraziare. Nessuno è di dentro e non si può soffrire, non si può morire, ma solo ringraziare. Nessuno. Per loro era una cosa innocua la chitarra classica, tanto che facevo tipo i saggi di fine anno o in chiesa, in teatro, quindi mia mamma era tutta contenta anche. Mio padre mi ha detto tutto quello che abbiamo speso per mandarti a scuola di chitarra classica e non suoni più la chitarra. E gli ho detto, sai che hai ragione, ho detto. Solo che lui non aveva capito che io avrei suonato della musica punk. Sicuramente il punk. Allora, da piccolissimo ovviamente sono partito col metal perché era la cosa più facile che mi potesse arrivare in quel momento. Cioè, a parte che non sapevamo suonare le canzoni di altri e quindi il problema non ce lo ponevamo nemmeno. È partito come punk contaminato, io lo definirei. Dentro quel demo trovi dal pezzettino reggae a quello country, al pezzo grind, al pezzo metal, quindi già al tempo eravamo partiti con quell'idea là. E poi piano piano non ci è bastato, sempre di più. Abbiamo usato il termine crossover per definirlo in modo più semplice, perché mi ricordo che negli anni 90 si usava questa parola per parlare di una specie di incrocio musicale fra vari generi. Devi dentro invitato a muoversi. Noi volevamo subito suonare la nostra musica per parlare delle cose per noi importanti, insomma, per questa volontà così anche un po' ambiziosa di cambiare il mondo, però insomma il mondo poi. Le persone cantavano tutti i pezzi a squarciagola, mi ricordo, era una roba mai vista. Eravamo in pochi gruppi al tempo e il fatto di venire a un nostro concerto e vedere tutta quella gente che si muoveva, che ballava, poteva ispirare sicuramente chi aveva voglia di ritrovarsi a suonare musica, a far divertire la gente. Probabilmente i ragazzi hanno visto persone come loro che stavano su un palco, quindi non serviva essere chissà cosa o sapere essere così bravi a suonare per stare su un palco. Dare a chi ci ascolta la possibilità di identificarsi in qualcosa. Giravano cassettine, demo registrate in casa. E noi invece al tempo avevamo deciso subito di fare un'autoproduzione seria, quindi una cassetta con una copertina vera, con i testi dentro, con le foto, eccetera. E questo penso sia stato il punto, il fatto di avere un prodotto in mano da vendere. Cercavamo poi di venderle e di rientrare dalle spese, spesso facendo debito con chi ci registrava i dischi o altro. Poi il secondo disco, che era il primo CD, l'abbiamo fatto comunque sempre autoprodotto. Mi ricordo che il batterista ha venduto la sua moto per pagarlo, perché costava tipo 4 milioni fare il disco, quindi lui ha venduto la moto, ha pagato il disco e noi pian piano con la vendita dei dischi gli abbiamo restituito la somma. Arriva per tutti il momento di una
io riuscivo a scrivere solo cose che riguardavano me, quindi cose che mi accadevano o pensieri che facevo in base un po' a tutto, a quello che la vita che stavo facendo, oppure a quello che mi vedevo attorno, il sistema, la società, eccetera. Mi è sempre piaciuto il modo di scrivere che avevano i CCCP e quindi pensavo che quello fosse il modo più giusto anche per dire e poter cantare qualcosa di diverso, insomma, poi mettendoci sempre che ero giovane, un sacco di idee, di pensieri, di parole di un ragazzo di 17-18 anni, insomma, di quel tempo. Cioè, e i testi li scriveva sempre Simone, che aveva 16 anni, e quindi erano dei testi di un ragazzo di 16 anni. Per carità, non un ragazzo di 16 anni che guarda il soffitto, un ragazzo di 16 anni che comunque legge delle cose, si informa, è appassionato e, tra virgolette, contro il sistema, insomma. Cioè, non ci piaceva, avevamo già capito che era un'inculata. Io adesso poi da grande ho avuto la conferma che è un'inculata. Vivere, cioè lavorare per vivere, okay. È un'inculata. Ipocrisia della gente che sputa sentenze senza capire. E poi eventi in giro per tutto il territorio, perché noi comunque ci spostavamo tanto, cercavamo di fare almeno 2 date a settimana, quindi non ci bastava solo Padova. E finite le prove prendavamo e andavamo tutti assieme nell'ufficio del benzinaio, del nostro batterista dove c'era il benzinaio, e cominciavamo, soprattutto Macio in questo caso, che era quello un po' più portato alla cosa, a telefonare dal telefono dell'ufficio ai vari, prima centri sociali, poi anche locali, e poi qualsiasi cosa, ovunque ci facessero suonare, anche teatri giganti abbiamo suonato così per caso, chiamando, dicendo noi siamo tutto il gruppo, portiamo tanta gente, veniamo, facciamo, e così. Facevo lavori durissimi pur di suonare, cioè io portavo la carne in spalla, per dirti che lavoravo come trasportatore di carni enormi dentro le macellerie, perché facevo 4 volte a settimana questo lavoro e poi via alla libertà, venerdì, sabato e domenica in giro a suonare. Eccezio. E poi faremo una tournée europea sempre promossa dalla Drachma Record, che ci vedrà in Svizzera, Austria, Germania, Olanda e forse i paesi scandinavi. Esordì con loro a un mitico concerto al Beach Boom Festival di Jesolo. Il concerto andò veramente benissimo, pur suonando, se non ricordo male, verso le 5:30 del pomeriggio. Prendemmo un botto di magliette, CD. Figo, quello è stato il periodo magico. In realtà dei bei concerti fatti tipo di supporto ai Fugazzi, che ci hanno permesso di suonare davanti a tanta gente, quindi di conseguenza essere conosciuti un po' di più. Poi abbiamo avuto anche la fortuna di andare in televisione nel 92, 3 minuti, c'è il tempo di fare una canzone, e i giorni dopo avevamo le date fissate. Perché si partiva, si iniziava da Padova di notte, andavamo a mettere l'evento e cartelloni tutte le notti, ma non solo qua, andavamo poi a Venezia, andavamo su a Vicenza, andavamo dappertutto di notte a tappare. La band è nata per fare, non dico successo perché è una parola che può sembrare brutta da dire, e probabilmente eravamo anche un po' ingenui perché eravamo ragazzi giovani, quindi comunque avevamo l'ambizione di fare una cosa che avesse uno spessore, un valore, non per suonare per divertirci. Ma rappresentavamo proprio quello che in quel momento chiedevano i ragazzi giovani, e anche senza volersi accorgercene, perché sempre di più gente veniva poi ai concerti, sempre di più. Ed era proprio quella magia, no? Che parlava all'inizio, quell'onda che una volta che cominci a immergerti. Frutti di Arsi invece mi ha fatto capire che si può fare, che non occorre che tu abbia il look come te lo spiega l'establishment, puoi fare quello che vuoi e ce la puoi fare. Sono stati la prima band underground che io ho ascoltato. Io mi ricordo i concerti dei Frutteti, mi sembrava una band che poteva veramente stare all'Alcatraz a suonare senza nessun problema.
fai conto, fine 89, primi 90, siamo partiti come Frutteti Arsi. Nel 97 abbiamo cambiato nome e abbiamo deciso di fare un genere un po' più... volevamo fare delle cose più industrial come genere. Cut the Curbs, sul quale avevamo molta aspettativa, uscì per Drachma Records e forse lì fu un po' un cancello sui denti, perché in realtà non successe qualcosa, ma non tutto quello che volevamo. Là ci hanno provato tutti tanto e poi più che altro non è che non ci sono riusciti, poi si sono stufati troppo presto, secondo me. So che le cose comunque nascono e muoiono, bisogna che, cioè, non essere per forza nostalgici. Io comunque guardo sempre in prospettiva futura, non sono uno di quelli che guarda con nostalgia il mio passato, che bella musica. No, io la musica più bella la sto facendo adesso, cioè spero che sia questa.